Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. L'emergenza siccità in Sicilia, arriva la misura della regione che finanzierà con 15 milioni di euro interventi per fronteggiare gli effetti della crisi idrica sul settore agricolo. Dovevo trovare una soluzione, si difende così davanti alla commissione ispettiva regionale la dottoressa del pronto soccorso di Patti che ha immobilizzato con il cartone la gamba fratturata di un paziente. Pronti a chiudere gli ombrelloni, la protesta dei balneari che chiedono al governo risposte sulle concessioni. A breve dovrebbero partire le gare aperte a tutti gli operatori europei. La pulizia a macchia di leopardo, Catania ancora alle prese con l'emergenza cenere, nel centro storico le operazioni procedono a ritmi regolari, molte difficoltà in altri quartieri. I rifiuti siciliani smaltiti in giro per l'Europa, dopo Danimarca, Olanda e Finlandia, ecco la Turchia. Una nave da Augusta porterà l'immondizia a Smirne. Sant'Agata e sicurezza, messo a punto il piano per la festa d'estate, potranno accedere in cattedrale non più di 3.000 persone. Calciomercato, il Catania accede in attesa di notizie sul nodo Fideiussione via Zammarini, Costantino e Peralta. Intanto la Pelligra Italia precisa, noi e il club calcistico, due società distinte. Ancora ben trovati, emergenza siccità in Sicilia, in primo piano dalla regione 15 milioni per interventi nel comparto dell'agricoltura. Per il presidente della regione Schifani si tratta di un aiuto concreto in un momento di grave difficoltà. Giusy Lazzara. La regione siciliana stanzia 15 milioni di euro per fronteggiare la crisi idrica del settore agricolo. Le risorse saranno destinate per l'80% alle richieste degli imprenditori agricoli, anche in forma associata, e per il 20% ai comuni. Un aiuto, dice il presidente della regione Schifani, in un momento di grave difficoltà per la siccità, ma che guarda oltre l'emergenza. Potranno essere finanziati gli interventi di captazione, raccolta e stoccaggio delle acque per uso agricolo e zootecnico, di costruzione di nuove vasche e serbatoi per la raccolta dell'acqua, della realizzazione di nuovi pozzi o per il miglioramento di quelli esistenti. Sono finanziabili anche nuovi impianti per mini dissalatori. Sul fronte degli allevatori predisposti altre 7 nuovi centri operativi per la distribuzione del fieno alle aziende che hanno diritto al bonus della regione. La somma finanziata è di 20 milioni di euro, la quantità di foraggio da distribuire agli allevatori dipende dal danno subito sui territori. Si corre così ai ripari per i settori produttivi, ma permane la crisi idrica nelle province siciliane. Sul persistere della penuria d'acqua ad Agrigento è intervenuto il prefetto Filippo Romano. Dobbiamo evitare le guerre fra poveri, bisogna cercare di distribuire l'acqua disponibile in maniera più uniforme. Così il prefetto sull'imminente disponibilità di altri 2 pozzi a Sciacca. Questione che ha visto il sindaco di Sciacca diffidare AICA, l'azienda che gestisce le risorse idriche, perché gran parte della nuova risorsa, invece di essere dirottata nel versante orientale del territorio, prima soddisfi il fabbisogno dei cittadini di Sciacca. Intanto la crisi idrica continua, in varie parti dell'isola si scavano nuovi pozzi in cerca di acqua. Nel frattempo si combatte contro la speculazione. Manlio Viola. Crisi idrica e speculazioni. Mentre la Sicilia soffre la sete, la regione tenta di mettere pezze sempre insufficienti attraverso l'ufficio speciale per l'emergenza idrica. Crescono intanto i prezzi delle autobotti per la distribuzione dell'acqua e l'effetto della richiesta sempre maggiore proprio di autobotti è del fatto che i privati non riescono a rispondere a tutte le esigenze, mentre le autobotti del servizio pubblico sono del tutto insufficienti. Così i prezzi volano alle stelle, come denuncia Coldiretti, e gli agricoltori sono costretti a rinunciare alle irrigazioni o comunque a limitarle o a pagare prezzi esorbitanti. Le stesse irrigazioni d'emergenza infatti non bastano ai campi della Sicilia centrale, mentre sono appena sufficienti nella Sicilia orientale. La crisi idrica ha fatto dunque crescere del 50% il prezzo di un autobot da 5.000 litri d'acqua, che adesso raggiunge anche i 140-150 euro. Intanto nel Nisseno si è appena conclusa l'operazione Fontanelle della regione. Nell'omonima contrada sono stati distribuiti 261.000 litri d'acqua a uso potabile, un'operazione simile era stata condotta ad Agrigento nei giorni scorsi. A Caltagirone l'ufficio speciale per l'emergenza e la protezione civile hanno finanziato la trivellazione di un nuovo pozzo, mentre nella zona industriale di Catania scatta l'allarme inquinamento. In torrenti e canali scorre acqua verde, preoccupazione per uno di questi che sfocia alla playa fra 2 lidi.
Ed è stata ascoltata dalla Commissione ispettiva regionale la dottoressa dell'ospedale di Patti che ha utilizzato il cartone per bloccare la frattura di un paziente. Si è difesa così, era l'unica soluzione, ha detto. Il paziente intanto è stato sentito dalla Guardia di Finanza. Francesco Triolo. Si è difesa per ore davanti alla commissione ispettiva regionale nominata dall'assessore alla salute Giovanna Volo, la dottoressa del pronto soccorso di Patti che una settimana fa ha immobilizzato la gamba fratturata di un paziente, il trentenne Liana Toli, con il cartone, visto che i presidi monouso del deposito del nosocomio in provincia di Messina non c'erano. Il pronto soccorso era pieno e dovevo trovare presto una soluzione per assicurare le cure agli altri malati, ha detto la donna. Un dato, quello delle presenze al pronto soccorso, che non risulta agli ispettori. Al medico la commissione contesta anche di aver sbagliato la diagnosi, non essendosi accorta che la frattura del perone era scomposta, di non aver prescritto alcuna terapia al ragazzo, di non aver usato le stecche e le bende in dotazione all'ospedale per i pazienti interni, di non aver indicato al trentenne di recarsi a Milazzo o a Messina, ma di averlo dimesso, dicendogli di tornare al pronto soccorso il lunedì successivo. Natoli non lo ha fatto, preferendo recarsi in un centro privato a Messina dove gli è stata fatta la diagnosi esatta e gli è stata prescritta una terapia. Il caso ha suscitato molto clamore, la regione ha deciso l'invio degli ispettori, l'ASP di Messina ha rimosso la responsabile del pronto soccorso che sarebbe stata nominata con una procedura irregolare e messo sotto inchiesta la dottoressa che ha mobilizzato l'arto col cartone. Rischiano anche il direttore sanitario e la caposala che non hanno vigilato sui rifornimenti. Sulla vicenda la Procura di Patti ha aperto un fascicolo cosiddetto di atti relativi, non ancora un'inchiesta ma accertamenti per evidenziare se ci siano estremi di reato. Le concessioni balneari adesso, venerdì ombrelloni chiusi per 2 ore in segno di protesta per sensibilizzare il governo a chiarire la normativa. Il presidente del sindacato parla di Far West da evitare. Roberta Lunghi. Gentile frequentatore delle nostre spiagge, potremmo incrociare le braccia, ma al momento manifestiamo il nostro disagio lasciando chiusi gli ombrelloni per 2 ore. Un simile annuncio sarà il benvenuto per molti clienti di lidi balneari venerdì 9 agosto. Spiacevole per i gestori che si rammaricano nei confronti della clientela, ma che reputano gesto necessario per sensibilizzare a un problema irrisolto che riguarda le concessioni balneari. Abbiamo il dovere di fare tutto quello che è necessario per impedire il Far West, per impedire la messa a gara automatica e generalizzata di tutte le concessioni. Il punto è sempre l'applicazione della discussa direttiva europea Bolkestein, perché in mancanza di linee guida chiara potrebbero saltare senza indennizzo 30.000 concessioni ancora in vigore nel paese, con scadenza gennaio 2025 dietro l'angolo. Da chiarire a quali stabilimenti si dovrebbe applicare la direttiva, perché una sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che sarà in vigore per i tratti di litorale con risorse scarse. Questa formula è da interpretare. SIB, FIPE e FIBA Confesercenti dunque invitano alla prima azione simbolica e la Sicilia risponde. La Sicilia aderisce all'iniziativa di sensibilizzazione nei confronti dell'utenza e del governo, al quale chiediamo di legiferare a livello nazionale, al fine di evitare eventuali e ulteriori contenziosi con regioni e comuni. È importante tenere in considerazione la disponibilità di risorse, la tutela di piccole e medie imprese. Dopo l'azione simbolica, se non ci sarà una presa di posizione dell'esecutivo, i balneari incroceranno le braccia il 19 agosto per 4 ore e il 29 per 6-8 ore. Restiamo al mare, ma per parlare di cattive abitudini. A Letojanni, nel messinese, maxi sequestro, ombrelloni e sdraio erano fissati con catene e lucchetti per non perdere il posto sulla spiaggia. Anche a Furcisicolo la stessa situazione. Ascoltiamo. Un'abitudine dura da estirpare, soprattutto in alcune zone come la riviera ionica del Messinese, la spiaggia libera piena di ombrelloni, lasciati lì per una settimana, un mese, tutta l'estate, il posto preso, magari sulla battigia, e poi conservato. Un'abitudine non consentita, tanto che sono diversi i comuni che nei mesi estivi intervengono con blitz, come per esempio quello di questa mattina a Letojanni, nella zona di Silemi, dove è stato effettuato un maxi sequestro di sedie a sdraio e ombrelloni, centinaia di suppelletti, alcuni dei quali addirittura
fissati con catene e lucchetti, lasciati lì sull'arenile per non perdere il posto sulla spiaggia. La spiaggia è quella in corrispondenza di 3 grandi condomini. L'operazione è stata condotta dall'ufficio marittimo di Giardini Naxos, diretto dal comandante Michele Lombardo, in collaborazione con la polizia locale di Letojanni. In contemporanea, a pochi chilometri più a nord, a Furcisiculo, altro blitz con il sequestro di una 60 di ombrelloni, sedie a sdraio e alcuni gadget da spiaggia. È necessario far capire alle persone che per cambiare, per migliorare, serve il contributo da parte di tutti. Altrimenti, come se viviamo nel film di Ficarra e Picone, L'ora legale, che poi alla fine tutti pretendono il cambiamento ma sugli altri e non su loro stessi. Per cambiare le cose è necessario rispettare le regole. La spiaggia libera è di tutti e per questa ragione non si deve occupare con ombrelloni, sdraio, sedie o altre cose. Nelle prossime settimane sono già stati annunciati nuovi controlli in tutta la riviera, un intervento volto soprattutto a sensibilizzare i bagnanti a lasciare liberi gli arenili, dicono gli operatori della polizia. E sarà un fine settimana di fuoco in Sicilia, con un clima sempre più tropicale che perdurerà almeno fino a Ferragosto. Venerdì previsto bollino rosso a Palermo. Roberta Lunghi. L'anticiclone africano Caronte non molla, ma anzi, nonostante qualche illusoria pioggia a macchia di leopardo ieri in Sicilia, è pronto a intensificare la sua azione in una miscela di caldo torrido e umidità che farà del fine settimana alle porte il più caldo della stagione. Nel corso dei prossimi giorni assisteremo a un nuovo rinforzo dell'anticiclone subtropicale africano, che in realtà non se n'è mai andato dal Mediterraneo, che spingerà una massa d'aria rovente verso l'Europa centro-occidentale, interessando maggiormente anche la nostra isola. Ciò comporterà un nuovo aumento delle temperature già a partire da questo fine settimana. Temperature che torneranno a varcare la soglia dei 35 gradi con punte di 37-38, localmente anche 40 gradi sulle aree più interne, mentre sulle zone costiere il caldo sarà molto umido, quindi si tratterà di un caldo afoso accompagnato da valori dell'umidità relativa molto elevati. Dunque tutti pronti a far fronte al caldo intenso, che di per sé sarebbe un fatto normale in Sicilia ad agosto, ma pronti anche ad assistere a fenomeni che fanno sempre più pensare alla costante e progressiva tropicalizzazione del clima. Nel fine settimana assisteremo alla formazione di questi improvvisi temporali di calore, di questi improvvisi acquazzoni che interesseranno prevalentemente le aree più interne dell'isola, con fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi. Una fase calda dunque che secondo il meteorologo si prolungherà di certo fino al Ferragosto. A Catania adesso, dove prosegue la raccolta della cenere ma a macchia di leopardo. Nel centro storico la situazione è migliore, mentre a Picanello continuano le criticità in cui il quartiere versa da tempo per lo spazzamento. Tonino De Mana. È un lento ritorno alla normalità, ma la sensazione è che per molto tempo bisognerà convivere con la cenere lavica, non più emergenza, ma triste realtà. Fatica a rialzarsi Catania, che nonostante gli sforzi è ancora alle prese con tonnellate di sabbia vulcanica. Se il centro storico respira con interventi mirati ed uno spazzamento supportato dal servizio di rimozione auto, in alcuni quartieri come Picanello si naviga a vista e non mancano le difficoltà. Sono esasperati i cittadini, alle prese anche con divieti di sosta che indicherebbero ipotetici passaggi delle spazzatrici. Che comunque dovevano passare anche prima, l'1 di agosto, non ricordo bene il giorno, non sono passati. Avevano detto che l'avrebbero fatto, però ci siamo resi conto che è solamente quello che hanno fatto i ragazzi, diciamo, ognuno ha fatto il suo pezzo e quindi è stata sgomberata solamente dalle persone, quindi dai privati o in questo caso qui tipo dall'attività commerciale. In via Timoleone le spazzatrici sono invece passate, ma le lamentele restano. La pulizia deve essere fatta con più accuratezza. Meno male che eravamo con le porte chiuse, perché infatti non si vedeva più niente, c'era solo una nebbia. Divieto di sosta il 23 luglio, stesso divieto l'1 agosto, lo vedete in queste immagini, ma da queste parti, esempio in via Savasta, non si sono visti spazzatrici né operatori. È da un mese che non ci fanno posteggiare la sera, non riusciamo a tornare a casa. Ieri io ho posteggiato alle 10 e la mattina le strade sono come erano il giorno prima. Le date non sono state assolutamente rispettate, sono stati riposti nuovamente poi gli annunci dei divieti. È rimasto tutto tale e quale era prima, nonostante i cartelli, nonostante le persone siano andate a cercare un posto anche abbastanza lontano.
Non le manda a dire il presidente del secondo municipio, Claudio Carnazza. Da presidente del secondo municipio non posso che essere deluso dalla disparità di trattamento in cui si stanno effettuando i lavori, perché all'800 si sono fatti dei piani straordinari per la rimozione della cenere vulcanica di spazzamento, all'8 nord invece non si vede nessuno. E nella zona di Canalicchio, Barriera, Villaggio Dusmet, Caruba, che rientra sempre nel secondo municipio, non ci sono cittadini di serie B. L'immondizia siciliana dopo la Finlandia è in viaggio verso la Turchia. È l'ultima tappa di quello che possiamo chiamare un tour europeo dei rifiuti dell'isola. Una nave da Augusta li porterà a Smirne, un conto salato di sicuro a carico dei comuni. Marco Gulla. Anche i rifiuti della periferia di Palermo in volo verso la Turchia. Una rotta quantomeno particolare, ultima meta di un tour che ha portato negli ultimi 2 anni l'immondizia prodotta in Sicilia, in Danimarca e Olanda prima e adesso in Finlandia e Turchia. La chiusura della discarica di Lentine e l'ormai prossimo riempimento degli altri impianti siciliani sta spingendo l'assessorato ai rifiuti guidato da Roberto Di Mauro a intensificare le spedizioni all'estero. Ma si tratta di viaggi decisamente costosi. I viaggi nel termovalorizzatore danese vicino Copenaghen sono schizzati fino a 400 euro a tonnellata. Ora l'immondizia di circa 150 comuni siciliani, per lo più della Sicilia orientale, ma anche del Trapanese, Agrigentino e Palermitano, finiranno fuori dall'Europa, con costi destinati a lievitare ancora. A Palermo, nel frattempo, l'emergenza rifiuti si è sgonfiata, anche se in alcuni quartieri c'è ancora immondizia da raccogliere. La RAP però assicura che entro qualche giorno la città sarà più pulita anche parallelamente alla settimana di Ferragosto. La discarica di Belolampo è però stracolma, i rifiuti tra l'altro sono posizionati alla rinfusa e ciò provoca solo il caos nelle vasche. Di nuovo a Catania adesso, dove è stato messo a punto il piano sicurezza per la festa di Sant'Agata d'estate. Vi facciamo ascoltare le regole previste per i giorni 16 e 17 di agosto. Adelaide Barbagallo. Una festa molto partecipata, di gioia, di fede e sicura per tutti. Saranno 3.000 i fedeli che potranno entrare a Catania in cattedrale nei giorni della festa di Sant'Agata d'estate. Lo prevede il piano di gestione delle emergenze ed evacuazione messo a punto dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il più atteso è il 17 agosto, giorno in cui si ricorda il rientro in città da Costantinopoli delle reliquie della martire catanese. E come sempre la festa di Sant'Agata muoverà un'imponente macchina organizzativa. 100 i volontari appartenenti a varie associazioni che presteranno il loro servizio all'interno della basilica, altri saranno in prossimità delle vie d'uscita e lungo il percorso. I disabili potranno accedere in chiesa dalla navata di sinistra. Il piano sanitario prevede 2 postazioni di primo soccorso dentro e 2 ambulanze fuori. Gli ingressi in cattedrale saranno regolati da un sistema di contapersone meccanico. Quando avrà rilevato la presenza di 3.000 fedeli verrà bloccato l'accesso. Il 17 agosto alle 8 del mattino l'apertura del sacello e l'esposizione del busto reliquiario di Sant'Agata, momento emozionante che Telecolor trasmetterà in diretta con un collegamento attivo già dalle 7.50. La sera, altra diretta a partire dalle 18.50 per trasmettere la messa delle 19, celebrata dall'arcivescovo Luigi Renna. Il piano sicurezza prevede che i fedeli possano uscire dalla cattedrale solo quando il busto reliquiario di Sant'Agata avrà raggiunto Piazza Duomo, per poi proseguire con la consueta processione che prevede una sosta in Piazza San Placido per un momento intimo di preghiera e riflessione, quindi il rientro in cattedrale. E torniamo a parlare della siccità, della crisi idrica, ma in tono ironico, come sanno fare i siciliani. È diventato un tormentone la canzone dedicata alla fontana che si chiama Bonamorone, simbolo della sete di Agrigento. Davide Sardo. In un'estate a secco come non mai capita che il tormentone dell'estate ad Agrigento sia un inno alla fontana di Bonamorone, da sempre meta di pellegrinaggio degli assetati. A incidere il brano una giovane band locale, AT+ Alcol Test. Vinni l'acqua, va Bonamoroni, vinni l'acqua, porta tu bidoni, vinni l'acqua, va Bonamoroni, vinni l'acqua, porta tu bidoni. Il video è stato ovviamente registrato alla fontana di Bonamorone con la partecipazione di tanti cittadini e in poco tempo è diventato virale sui canali social. Il caldo aumenta e aumenta anche l'azzurra, ma questa è solo la capitale della cultura. Una canzone specchio della crisi di questi giorni, con la speranza che si risolvano. Ma la speranza
Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo fra poco con la pagina sportiva. Di nuovo bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, calciomercato in primo piano, ufficializzato dal Palermo, l'acquisto dell'esterno francese Apois, cessioni per il Catania, Costantino va alla Lucchese, Peralta al Trento, rescissione per Zammarini che andrà alla SPAL. Sergio Colosi. Il francese Apois, classe 2004 dal Nantes, è un calciatore del Palermo che ha bruciato la concorrenza di Venezia, Tolosa e Barley. Apois, che ha firmato un contratto quadriennale, è un esterno sinistro alto, ma può adattarsi a destra. Prossimo all'accordo anche il centrocampista Verre, alla sua terza esperienza in rosanero. Il Catania ha ceduto a titolo temporaneo l'attaccante Rocco Costantino alla Lucchese, il centrocampista offensivo Diego Peralta al Trento e ha rescisso consensualmente il contratto con Roberto Zammarini, che chiude la sua esperienza in Sicilia con 44 presenze e 4 gol. Zammarini, molto vicino alla SPAL, potrà scegliere la sua prossima destinazione. Corsa contro il tempo per il club rossazzurro per adempiere entro venerdì al deposito della garanzia fideussoria. In caso di inosservanza salterebbero i tesseramenti dei nuovi acquisti e scatterebbe il deferimento alla Procura federale con conseguente penalizzazione di un punto in classifica. Si valutano eventuali soluzioni per non perdere il buon lavoro svolto in entrata in sede di calciomercato, con possibile rinegoziazione degli accordi siglati con i calciatori. Per riequilibrare la diminuzione del budget stanziato a maggio potrebbe essere ceduto il difensore Alessio Castellini, richiesto da club di Serie A e B. Dopo il colpo lescano, il presidente Antonini annuncia altri 2 rinforzi per il Trapani, un terzino destro dall'Argentina e un centrocampista offensivo, Forse Tremolada, contratto annuale del Messina per il difensore senegalese Mamaz Nir, complessivamente 13 presenze dal 2020 ad oggi tra Perugia, Ternana ed Alessandria. Ed in questo momento particolare, come abbiamo sentito per il Catania con il nodo fideiussione, arriva una nota della Pelligra Italia che precisa: la società Pelligra Italia Holding SRL e Catania Football Club sono 2 società distinte che operano separatamente e disgiuntamente, ognuna con il proprio management e per le proprie finalità. La prima, si legge nella nota, opera nel business edilizio e manifatturiero, la seconda in quello calcistico. Pelligra Italia precisa inoltre che il progetto di sviluppo di un polo industriale, logistico e manifatturiero a Termini Imerese nell'ex Bluetech è centrale nel business della società e viene pertanto seguito con la massima attenzione dai vertici aziendali. Ed in attesa delle mosse del presidente Pelligra sul caso della fideiussione, i tifosi del Catania vivono queste ore divisi tra rabbia e speranza. Li ha sentiti Tonino De Mana. Rabbia, scoramento ma anche fiducia e speranza. Sentimenti contrastanti dividono i tifosi del Catania alle prese con un'altra estate calda e non solo, dal punto di vista meteo. In attesa che il patron Pelligra batta un colpo e con la scadenza del 9 agosto ormai imminente, in molti restano con il fiato sospeso. Perciò ormai siamo abituati a partire con l'handicap, perciò credo che sia una cosa anche carina da questo punto di vista. Potrebbe essere anche uno stimolo. E infatti ci dà uno stimolo in più. La cosa che dispiace più è il silenzio, nel senso che per quelle voci che sono uscite non ci aspettavamo, mi aspetterei, io come abbonato parlo per me, almeno qualche dichiarazione distensiva sul futuro per capire che cosa vuol fare la proprietà. Altri confidano in Pelligra. Credo che abbia tante cose da fare, però se trova un piccolo spazietto per il Catania da dedicarci un po' più di tempo gliene saremmo veramente grati. So che ha fatto tanti sforzi per il Catania, la prego Presidente di fare un piccolo sforzo in più. Mi sembra che sicuramente è un mezzo tradimento, merito per tutto quello che ha fatto fino adesso, però purtroppo a Catania c'è questa brutta abitudine di mollare poi tutto su più bello. E non perde la speranza anche una tifosa d'eccezione, nipote del presidentissimo Angelo Massimino. Ti auguro di fare grandi cose perché hai investito su Catania, hai continuato a fare quello che mio nonno ha fatto, quindi ti auguro di fare sempre bene, di amare sempre questa città e vedo che lui la ama. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.